Sono rientrati a casa i pellegrini della diocesi di Chiavari. Sul treno del ritorno, ammalati e volontari hanno avuto l'occasione di parlare e condividere le loro esperienze. C'è chi è andato a Lourdes per la prima volta, chi da 6 anni, chi da 15, chi c'è tornato con tutta la famiglia. È stato bellissimo come ogni anno, io ogni anno devo venire perché se non vengo sto male, quindi io ho bisogno di venire perché fondamentalmente sono egoista, per cui se non torno a ringraziare la Madonna io sento che ci manca qualcosa. Quest'anno sono stata vice refettorio, quindi ci occupavamo di, oltre ad apparecchiare, anche servire il cibo ai pellegrini e malati. Adoro questo servizio, appunto aiutare i malati e tutte le persone che si trovano a Lourdes. Inizialmente avevo un po' di paura, non sapevo che portare dei malati desse così tanta gioia, perché vedere che una persona è contenta perché tu riesci a renderla felice, a farla ridere è un'esperienza da consigliare a tutti. I temi della felicità e dello stare insieme hanno caratterizzato il viaggio, con alcune esperienze organizzate dall'Unitalsi in autonomia rispetto alla partecipazione alle messe programmate. Abbiamo cercato di lavorare proprio sulla felicità, sulla gioia. Alla fine, parlando con i nostri amici malati, i nostri pellegrini, un po' tutti anche e soprattutto coloro che fanno servizio, alla fine questo messaggio è arrivato forte e chiaro e crediamo che sia un ottimo percorso poi per cambiare ancora qualcosa in previsione del prossimo anno. Il pellegrinaggio è stato curato da una grande rete di persone coinvolte in tutti i ruoli, alcuni molto importanti ma che spesso non vengono raccontati, come quello del cuoco a bordo treno. Facciamo dai 40 ai 45 kg di pasta alla volta e in 20 minuti praticamente dobbiamo cercare di fare servire tutte le persone che sono qui. Sono 450 queste qui, che sono poche, di solito ne facciamo 600, 550, dipende dalle varie sottosessioni.